L'Assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino ha approvato il bilancio d'esercizio 2024 e rinnovato le cariche sociali. Fondata nel 2005 e operativa dal 2008, la banca continua a crescere. Da 1.212 soci iniziali si è passati a 1.783 soci a fine 2024. I risultati dell'anno confermano il decorso positivo dell'istituto bancario, con indicatori economici, patrimoniali e di qualità del credito in netto miglioramento. I nuovi organi aziendali sono così formati: presidente del Consiglio di amministrazione Angelo Vita, vicepresidente Ivano Midulla, componenti Emanuele Alletto, Camillo Milia, Sergio Romano, Antonio Siracusa, Adriana Zarbo Lucia. Il collegio sindacale, presidente Rosanno Clementina, componenti Piras Assunta, Scozzari, Dario Giovanni, supplenti Vella Stella e Saeto Alessandro. Il collegio dei privili è formato dal presidente La Rocca Antonino, componenti Calogero Farrugia, Giuseppe Limblici. Tra i dati più importanti al 31 dicembre del 2024, gli impieghi netti alla clientela, 65,47 milioni, 2,2% in più rispetto al 23. La raccolta diretta è di 137,41 milioni, il 2,80% in più rispetto allo scorso anno. Quella indiretta 72,17 milioni, con un 7,4% in più. Le masse gestite complessivamente 275 milioni di euro, con il 3,78% rispetto allo scorso anno. Il risultato economico in crescita migliora di sempre e conferma la capacità di generare redditività in rapporto alle risorse impiegate e di mantenere un buon equilibrio tra i costi e i ricavi. L'utile lordo va a 1,53 milioni, più 11,7% rispetto al 2023. La qualità del credito in netto miglioramento, con raggiungimento degli obiettivi di piano prefissati in termini di riduzione degli NPL a copertura elevate di crediti deteriorati, pari al 79%, ulteriore rafforzamento del patrimonio della liquidità grazie alla costante capacità di generazione di valore. Confermiamo il nostro ruolo di banca solida, cooperativa e vicina al territorio, afferma il presidente del Consiglio di amministrazione Angelo Vita, con performance in costante crescita, una gestione prudente ed efficace. Le basi sono solide per continuare a sostenere soci, famiglie e imprese locali. L'impegno è quello di rafforzare costantemente il legame strutturale tra la banca e le comunità locali, accompagnandole in un percorso di sviluppo sostenibile. Un particolare ringraziamento va ai nostri soci e ai clienti per il loro contributo al risultato raggiunto e alla solidità patrimoniale e finanziaria conseguita. Un grazie anche alla nostra squadra, consiglieri, collegio sindacale, direttore generale e personale per tutto l'impegno profuso. Il direttore generale della BCC Agrigentina, dottor Giuseppe Valrinello, ha affermato come i traguardi raggiunti sono frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto con passione e competenza i nostri collaboratori. Abbiamo consolidato i principali indicatori economici e patrimoniali, rafforzato l'efficienza operativa, ampliato la nostra offerta di servizi a valore aggiunto per i soci e i clienti. Continueremo a lavorare, semplificare e investire nelle relazioni, mantenendo la focalizzazione sulla cura delle singole esigenze.